Risultato, molti dicono ma non possono essere 2.300.000 voti, ma insomma fossero anche alcune centinaia di migliaia di voti, è tanta gente che ha voluto dirsi favorevole a un cambiamento, al cambiamento dello Stato. Allora, partiamo da Alessio Morosini. Ma a me pare che questa iniziativa straordinaria di grande intuizione politica abbia sicuramente un valore, perché è riuscita a rompere purtroppo uno stagno della politica regionale, una situazione quasi imbarazzante di indifferenza, anche perché a volte non siamo sempre stati all'altezza. Chi almeno auspicava l'indipendenza di promuovere azioni di stimolo, di spinta, ma alla fine, diciamo, questo atto di rilevanza politica è un atto che va apprezzato. Io credo che dal punto di vista politico vada apprezzato. E va anche detto, peraltro, con molta chiarezza, onde evitare equivoci, che rimane l'iniziativa di un comitato, quindi di un gruppo ristretto di persone che ha coinvolto un grande numero di cittadini, a quanto pare, ma non è questo l'aspetto che mi interessa, non è la questione dei numeri reali o dei numeri fittizi che questa consultazione digitale abbia dato. Io ricordo a me stesso, ma è bene ricordarlo anche ai telespettatori, che quando fu presentata l'iniziativa si disse che era l'applicazione del cosiddetto metodo Bertolissi, ovvero un qualcosa, scriveva il professor Bertolissi, pari alle primarie del PD o altre forme di sondaggio, di verifica della volontà dei cittadini in modo informale, anche con strumenti moderni come quello della consultazione digitale. Se così era all'inizio, io vorrei credere che per coerenza così è alla fine di questo sondaggio, che ripeto comunque straordinario, perché ha rotto tutti gli schemi e ha sfondato sul piano mediatico e della comunicazione, ottenendo un effetto molto molto interessante. Però attenzione, e questo a me pare il momento più rilevante: non creiamo illusioni o facili aspettative che possono ingenerare nelle persone che più soffrono, questo è il punto che mi interessa sottolineare, aspettative appunto di un cambiamento che, a mio avviso, ad avviso del mio movimento Indipendenza Veneta, che ha messo a fuoco e organizzato questo percorso impegnativo sul piano, diciamo, istituzionale, perché è stata approvata dapprima una risoluzione, la risoluzione 44, poi è stato presentato in Regione un progetto di legge 342 ed è attraverso la via istituzionale che si può ottenere un risultato che poi è spendibile in sede propria, quella internazionale, dove nell'eventuale azione di ostracismo, di ostacolo, di rallentamento che lo Stato dovesse porre in atto, ed è evidente che lo farà, il Veneto può giocare la partita con aspettative credibili. Questo è un punto molto importante, non illudiamo la gente, merito all'iniziativa, ma attenzione, non illudiamo la gente, quindi vuol dire non facciamo dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. La questione è che l'autonomia è, per dirla con tecnicismo giuridico, un atto intra ordinem, all'interno dell'ordinamento, un qualcosa quindi che si discute a Roma. L'indipendenza è extra ordinem, si discute e decide qui in Veneto in base ad un progetto che noi abbiamo predisposto e qui va risolta. Se c'è un conflitto tra lo Stato e il Veneto, c'è la Corte internazionale di giustizia. Ma io penso che sia fondamentale ribadire una cosa che evidentemente invano ho cercato di chiarire. L'autonomia è una cosa che si contratta con Roma e che riguarda un maggior trasferimento di competenze di solito di carattere prettamente amministrativo all'interno dell'ordinamento statuale italiano. Questa è l'autonomia, che può arrivare fino a forme di specialità, come per le regioni a statuto speciale, che hanno anche un ambito di competenza legislativa più ampia, ma sempre nei limiti del perimetro e dell'ordinamento statuale. Come dicevo prima, intra ordinem. L'indipendenza non c'entra nulla con l'ordinamento statuale, ha un punto di partenza, perché noi riteniamo che non sia contro la Costituzione
e questa è una tesi interessante da sviluppare e da contrastare, eventualmente se qualcuno l'ha da contrastare noi siamo pronti al confronto, perché c'è una norma della Costituzione italiana, che è l'articolo 10, la quale dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Allora, o diciamo che questa norma non esiste, oppure se esiste, ed è come l'ho riferita, è evidente che l'ordinamento internazionale deve essere rispettato. Questo ordinamento prevede il diritto all'autodeterminazione e quindi per arrivare all'indipendenza e esercitando il diritto di autodeterminazione bisogna inevitabilmente, per natura del diritto stesso, rifarsi all'ordinamento internazionale. Quindi operazione extra ordinem. Quindi c'è una frizione, un passaggio, se vuole, un momento maieutico di nascita della nuova Repubblica Veneta che, partendo dalla legalità interna, poggiando sulla legittimità del diritto internazionale, col consenso dei cittadini, attraverso un atto politico ma svolto nel quadro delle istituzioni che hanno la rappresentanza della sovranità del popolo veneto, in questo momento, piaccia o non piaccia, siano inetti, incapaci, siano insufficienti, inadeguati, non importa, ma è attualmente il Consiglio regionale del Veneto, come lo è per la Catalogna la Generalitat, ovvero il Parlamento o Consiglio regionale catalano. Questo è il punto di partenza. Noi non possiamo fare a meno di questo passaggio tecnico-giuridico fondamentale. È un momento, ripeto, maieutico, come il bambino che nasce dalla madre ha una parte della madre che è il cordone ombelicale, anche se poi è una realtà, un'entità completamente distinta e indipendente. Questo è il punto. Il diritto o lo si conosce o meglio evitare di commentarlo. Il passaggio è di natura giuridica. Io rispetto la senatrice che dice di essere anche una costituzionalista, ma probabilmente ci sono i costituzionalisti dell'Ottocento, quelli che hanno la visione risorgimentale ancora degli stati, no, come teoria, come impostazione scolastica e accademica, e ci sono costituzionalisti moderni che hanno una visione più aperta, più democratica e più libera, e tra questi abbiamo il professor Lottieri, il professor Bassani, che tra l'altro sarà domenica a Padova con noi, una festa, un tripudio di, si pensa, almeno 10.000 persone a festeggiare la primavera politica veneta e a raccogliere ulteriori firme per la petizione che noi abbiamo indetto, di cui magari spenderò due parole dopo. La questione giuridica sembra quasi che lei, frequentando il Parlamento romano, sia stata contaminata anche dal punto di vista giuridico, con tutto rispetto per la sua opinione. Dopo me lo ripete. Allora io mi permetto di darle due indicazioni banalissime. Vede, il limite che tutti soffrono, la rispetto, il limite che soffrono molti che vivono al Parlamento romano è quello dato dal dogma, o quello che è vissuto come un dogma, dell'articolo 5, che dice che l'Italia è uno indivisibile. È vero che è scritto così, ma le do due riferimenti banalissimi, quelli che si possono usare anche al bar. Che è la storia che smentisce questo articolo 5. Allora intanto mi ascolti gentilmente, sia cortese. Fra 1000 anni, esagero, lei pensa che ci sia ancora l'articolo 5 della Costituzione italiana? Credo che converrà con me che non sarà così, ma io le dico neanche tra 1000 giorni. Perché? La storia di ieri, solo due esempi, direttore, e la storia recente ha smentito questo assunto pericolosissimo. L'articolo 5 è una norma giacobina e rigida che già quindi nella sua impostazione culturale fa paura, deve far paura a chi l'ha scritta più che a coloro i quali come noi la subiamo. Ma le do due esempi perché ci rifletta, non perché voglio convincerla, perché immagino che il lavoro sia impegnativo. No, allora io dico, lei ricordi che nel 1848, direttore, quando Carlo Alberto, davanti a una folla osannante, poneva la sua firma sul suo statuto, lo statuto albertino, senza nessuna dissidenza ebbe a dire: questa è una legge perpetua e irrevocabile. Oggi abbiamo lo Statuto Albertino, è evidente che non c'è nessuna legge perpetua e irrevocabile, neanche quelle divine, dice taluno, si figuri se quelle umane possono essere. Un secondo esempio, molto più vicino, a Costituzione vigente e quindi operante l'articolo 5. Nel 1975 fu firmato il Trattato di Osimo. In quel momento si cedette la sovranità
cioè di un'area che apparteneva allo Stato italiano, la zona B di Trieste, cittadini e territorio compreso uno Stato estero, per ragioni squisitamente, esclusivamente di natura politica, senatrice, non di natura giuridica o di diritto internazionale, in esecuzione di scelte che riguardavano il diritto internazionale, ma in violazione palese della Costituzione all'articolo 5, quindi abbia la cortesia, prudenza. Allora, avvocato. Abbiamo avuto dal 1948 ad oggi quasi 120 stati, anzi oltre 120 stati che sono diventati indipendenti, la stragrande maggioranza esercitando pacificamente il diritto di autodeterminazione. Gli ultimi, la piccola Groenlandia, ma non il banale Sud Sudan, che è ricco di materie prime, per fare solo 2 esempi, ma potremmo citarne anche altri. Quindi siamo nella legittimità del diritto internazionale. Quando avremo capito questo potremmo continuare la discussione, altrimenti faremo delle chiacchiere. Io non è che, diceva l'amico di Sell o il signore di Sell, sì. Ho capito prima che mi richiamava impropriamente per dire che non bisogna creare aspettative in relazione all'errato strumento. Per esempio il comitato, che pur lodevole e meritorio per aver fatto un atto politico importantissimo, nella realtà adesso che ha dichiarato la secessione, lo chiedo io, lei è stato delicato, lo chiedo io agli amici di Plebiscito, da domani mattina che hanno dichiarato la secessione, a quale ordinamento giudiziario o tributario io mi riferisco? Quando faremo l'indipendenza, secondo il passaggio istituzionale, il momento stesso della dichiarazione di indipendenza, una dichiarazione unilaterale, saremo uno Stato e quindi si dirà con certezza, coram populo, da questo momento le tasse le pagate a quel conto che è un conto veneto, questo è il governatore, quello è il presidente ed è finita con l'Italia. Avvocato Morosini, siccome non ne parla mai nessuno, cosa hanno rappresentato e come vanno visti oggi Serenissimi? Ne parlavo ieri con Flavio Contin proprio in relazione alla vicenda di oggi. Ovviamente lui ritiene che questa, come tutte penso le persone che hanno a cuore, che amano il Veneto, che questa vicenda della consultazione digitale a cui vorrei richiamarmi meriti un apprezzamento politico, ma che non possa essere spesa male sul piano istituzionale. Guai a creare illusioni. Noi vogliamo l'indipendenza, non l'autonomia, quindi la totale sovranità della nuova Repubblica Veneta, cosa completamente diversa, un nuovo Stato in Europa che non ha nulla a che vedere con l'autonomia. E quindi Flavio Contin proprio ieri mi raccomandava di tenere alta l'attenzione su questo versante, proprio perché loro hanno speso della loro libertà personale di rettore. E quindi si preoccupava che questo passaggio di grande valore politico che noi apprezziamo, quello della consultazione digitale, non diventi una cosa che sia banalizzabile da qualcuno, che sia addirittura maltrattata. Noi vogliamo che questo voto, non importa in che consistenza numerica, che questa espressione di orientamento deciso verso l'indipendenza trovi concreta attuazione. E per dare concreta attuazione, le dico, stiamo continuando a raccogliere anche firme, lo faremo domenica in una festa che abbiamo organizzato alla Fiera di Padova, dove sono previste la presenza di televisioni tedesche, francesi, la russa viene ancora, e ovviamente speriamo anche a quelle Rete Veneta e quelle nostre che tanto ci seguono con attenzione. Per fare che cosa? Per firmare una petizione ulteriore, perché si badi bene, noi abbiamo bisogno di una legge in regione che consenta l'indizione di una consultazione ufficiale, ma abbiamo anche bisogno che il governatore, che Luca Zaia, indica comunque il referendum anche se la legge fosse impugnata. Quello è l'atto politico per eccellenza che distingue la regione come soggetto che risponde allo Stato, alla regione come soggetto che risponde al popolo che vuol diventare indipendente. E per aiutarlo a fare questo, ovviamente raccogliamo le firme. Quindi invitiamo tutti a questa festa a Padova domenica, dove dalle 14:30 ci sarà anche un corteo per la città, ci aspettano migliaia e migliaia di persone e si aspettano ancora firme a sostegno di questo progetto.